Si è presentato spontaneamente ai vigili di quartiere di Borgo Milano a Verona e in queste ore è chiamato a spiegare i dettagli di una vicenda terribile. Davanti agli inquirenti, il figlio della donna di 86 anni, il cui corpo ormai mummificato è stato scoperto ieri pomeriggio. In quel letto ormai di lei c'erano solo i resti, la prima stima del medico legale che sia morta almeno 6 anni fa, mentre il figlio ha continuato a percepirne la pensione. Morte per cause naturali o meno, è presto per stabilirlo, così come sono tanti gli interrogativi di questa storia dell'orrore che va in scena in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di Borgo Milano, periferia del capoluogo scaligero. L'intervento dopo alcune segnalazioni dei residenti. Dopo aver forzato l'ingresso, l'orripilante scoperta dei resti sul letto e una ridda di domande. Come è morta la donna e com'è possibile che quel corpo sia rimasto lì sul letto per così tanto tempo? Perché nessuno si è mai accorto di nulla? L'indagine è appena iniziata e i tasselli del macabro puzzle dovrà fornirli proprio lui, il figlio sessantenne, che ha tenuto la mamma morta in casa per 6 anni, come in un film dell'orrore.